Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si è appena concluso in un incontro urgente tra il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e i Ministri dell'Istruzione e della Salute Bianchi e Speranza per analizzare la situazione contagi in vista della riapertura delle scuole. Al centro della riunione ci sarebbe stata la richiesta di considerare l'obbligo vaccinale o l'obbligo del Super Green Pass per tutte le categorie di lavoratori. Per il mondo della scuola l'obbligo vaccinale è già stato introdotto a partire dal 15 dicembre e pochi giorni fa l'assessore all'istruzione regionale Alessia Rosole ne aveva commentato: tireremo le somme il 10 gennaio per capire realmente quante assenze ci saranno al rientro in classe. È prioritario ridurre l'area dei non vaccinati, ha commentato il ministro Speranza al termine dell'incontro, per non sovraccaricare gli ospedali. E ieri, per il secondo giorno consecutivo, il Friuli Venezia Giulia ha battuto ogni record di nuovi contagi nell'arco delle 24 ore. Giorni fa erano 1817, ieri addirittura 2110, un trend in costante aumento ma che finora non ha impatti sulla sanità regionale. Il pericolo però resta la paralisi totale del sistema schiacciato tra positività e isolamenti preventivi. 1.705 positivi su 9.756 tamponi, con una percentuale di positività del 17,48% e 405 casi da 16.322 test rapidi antigenici. Sono 2.110 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore scoperti in Friuli Venezia Giulia, il nuovo record assoluto dall'inizio della pandemia, che straccia anche il record già segnato ieri, in cui l'asticella si era fermata a 1.817. Un trend pericolosamente in aumento che potrebbe portare da qui al 10 gennaio, giorno dell'entrata in vigore delle nuove regole per la quarantena, a una valanga incontrollata di isolamenti preventivi, capace di paralizzare il sistema paese. Ma numeri che finora non si rifrangono sulla sanità regionale, i cui tassi di occupazione restano ben lontani dal limite della zona arancione. 26 infatti le persone ricoverate in terapia intensiva, con 282 pazienti negli altri reparti. 6 le vittime delle ultime 24 ore, tra cui un 66enne di Gorizia deceduto nel proprio domicilio. Un anno fa, a fronte di soli 828 nuovi contagi, le persone in ospedale erano 641, nelle terapie intensive c'erano 59 corregionali e i morti registrati a sistema erano stati 15. Praticamente il doppio, pur con quasi un terzo di nuovi contagiati in meno e con ancora i giorni bui di febbraio e marzo all'orizzonte. Tutto perché il 30 dicembre di un anno fa la somministrazione del vaccino era cominciata da poco più di 72 ore. Nuove scritte Novax a Udine, questa volta direttamente all'esterno dell'ospedale nella zona di via Chiusaforte, proprio di fronte al Dipartimento di Prevenzione. Sono stati imbrattati i muri che delimitano l'area dell'ospedale con altre scritte rosse sempre firmate dalla doppia V cerchiata. Il Vax uccide, il governo mente, alcuni dei messaggi sempre inneggianti a messaggi nazisti e contro il vaccino. E l'ennesimo caso dopo quelli alle scuole udinesi Fermi, Pascoli ed Ellero. Le stesse scritte sono comparse anche lungo la tangenziale. In questo caso però ci spostiamo tra Tavagnacco e Povoletto sulla base di un sottopasso. Dal 1 gennaio scatteranno le nuove tariffe degli autobus, sia urbane sia extraurbane. Allora vediamo tutti i biglietti corsa per corsa. Nuove tariffe che entreranno in vigore a partire da domani e da luglio. Il trasporto pubblico locale nel 2022 finalmente entrerà a regime con il nuovo contratto tra Regione TPL e FVG che gestirà l'intero trasporto sul territorio. Queste le tariffe da subito in vigore. Il biglietto orario da 60 minuti costerà 1,35 euro e quello giornaliero costerà 3 euro e dal 1 luglio si potrà utilizzare su tutte le reti urbane, quindi partire da Udine e girare anche per Trieste. Novità anche sul fronte degli abbonamenti. L'urbano all'intera rete da 15 giorni costerà 28
18,5 euro, 35,3 euro il mensile che dal 1 luglio, su richiesta, sarà valido su tutto il territorio urbano regionale. Per le famiglie, sempre dall'estate, sono previsti sconti a scalare per gli abbonamenti aventi lo stesso periodo di validità, 20% in meno per il secondo abbonamento, 50% per il terzo e 70% per il quarto. Sempre da luglio partirà la sperimentazione gomma rotaia, la tratta Udine-Gorizia, quindi bus e treno costerà 82,15 euro contro i 137,9 euro di oggi. Ovviamente al TPL FVG si aggiunge anche Trenitalia. Una rivoluzione, con queste parole l'assessore regionale Graziano Pizzimenti commenta il nuovo piano tariffario del trasporto pubblico locale. Il nuovo piano tariffario del TPL regionale è una vera e propria rivoluzione che va incontro ai cittadini, in particolare pendolari, studenti, famiglie, utenti fragili. La definizione delle tariffe del 22 rappresenta la prima significativa, organica e ampia ridefinizione dei titoli di viaggio. Un percorso lungo iniziato ancora con la giunta di Deborah Serracchiani e conclusosi il 15 novembre del 2019 con, finalmente, la firma del contratto alla fine di bandi e ricorsi. Poi è arrivato il Covid e le pesantissime ricadute per il quasi azzeramento dei servizi e degli utenti e le limitazioni al riempimento dei mezzi. In questo 2022 però TPL FVG potrà finalmente lavorare in maniera serena all'integrazione dei servizi su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono confermati ovviamente gli sconti per gli abbonamenti scolastici e vengono introdotti ulteriori abbonamenti scontati per le famiglie. In sintesi, l'intero sistema di tariffa è un incentivo a utilizzare sempre di più il trasporto pubblico su tutta la rete regionale. La cronaca, Villesse nel dolore per la morte di una bimba la notte scorsa, solo a 40 giorni dalla nascita. Accertamenti sulle cause, ma si propende per un tragico caso di morte in culla. Tragedia nella notte a Villesse, dove una bambina di soli 40 giorni è morta improvvisamente nel sonno. A dare l'allarme sono stati i genitori che si sono accorti che non respirava più. È scattata subito una chiamata al 112 sul posto, a sirene sono giunte l'automedica e l'ambulanza. Per la neonata però non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso. Seguita dalla nascita del personale dell'ospedale Burlo di Trieste, pare sia stata vittima di una morte in culla. Una morte bianca, anche se sono in corso tutti i necessari accertamenti. Un dramma per tutta la nostra comunità, un paese di 1600 persone dove tutti si conoscono, dice il sindaco di Villesse, Flavia Viola. La nostra vicinanza adesso va alla famiglia, ai genitori, ai nonni, così felici il 20 novembre scorso quando la piccola figlia unica è venuta alla luce, accolta con grande gioia. Ora piangiamo la sua prematura e tragica scomparsa. L'economia, buoni i numeri del mercato del lavoro, dove si registrano 21.000 assunzioni a novembre 2021 con una crescita del più 20,7% rispetto al 2019. Coerentemente con i tassi di crescita dell'economia, le assunzioni a novembre crescono del 20,7% rispetto a novembre 2019. Si tratta nel complesso di oltre 21.000 assunzioni. Cresce di più la componente maschile, più 28,4% rispetto a quella femminile, 13,8%, trainata dalla notevole espansione nelle costruzioni sistema casa, più 48,8%, e nelle attività manifatturiere, più 45,7%. La crescita riguarda tutti i settori economici, compreso il terziario, ad eccezione del comparto alberghi e ristoranti. Con la robusta ripresa della dinamica di scambio nel mercato del lavoro tendono a crescere anche le cessazioni, più 18,8% la variazione tendenziale a novembre, la quota maggiore riguarda la fine dei rapporti a termine. Osservando l'andamento mensile, a livello delle assunzioni del 2021 ha iniziato a superare quello del periodo pre-pandemia, a partire dal mese di maggio, in concomitanza con l'allentamento delle misure di contenimento della pandemia. Da quel momento in poi le previsioni di rimbalzo del PIL si sono concretizzate con una crescita di oltre 6 punti percentuali per il Friuli Venezia Giulia, confermandosi come una delle regioni con la più intensa crescita nel periodo, commenta Carlo Scorvino, responsabile dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. In regione il numero delle imprese edili è cresciuto del 20%. La ripresa è trainata da quelle medie e piccole. I numeri del bilancio del 2021 di Confartigianato che avverte ora manca manodopera.
Traina la ripresa un settore, quello edile, dove in Italia in Friuli Venezia Giulia domina la piccola impresa, che rappresenta il 98% delle aziende in questo comparto. Ma le imprese delle costruzioni in Friuli Venezia Giulia a fine novembre l'aumento è stato del 19,8% rispetto alla media italiana. 4%. 19,8% in più è il dato che noi statistico che abbiamo rilevato, che è dovuto un po' anche al rimbalzo, ma rimbalzo o meno è un segnale positivo che la gente torna a credere nel lavoro, che vuole confrontarsi, vuole cimentarsi ancora nell'economia, e questo ci dà un po' di serenità. Un fattore negativo però è che manca manodopera, questo è un tasto dolente. Beh, credo che questo è il tasto dolente, perché non so come abbiamo combinato questa tempesta quasi perfetta, perché all'inizio ci mancavano i progettisti, poi è mancata completamente la manodopera, sta mancando la manodopera specializzata, e terzo, non da ultimo, c'è questa esplosione dei costi, la mancanza delle materie prime e l'aumento dei costi dell'energia. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea, l'informazione con il nostro telegiornale tornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.